Capogruppo Puppato, oggi si è tenuto il Consiglio straordinario, la seduta dedicata alla crisi, al buco della sanità veneta, come richiesto dal Partito Democratico. Pochi minuti fa è arrivata la risposta in aula dell'assessore Coletto, una risposta che soddisfa il PD oppure qual è il suo giudizio? Purtroppo ci ha lasciati parzialmente senza risposte e per la parte data ci ha pietrificati. Lo spiego. La prima parte è stata una non risposta, si è riferito alla modalità con cui si è sanato un debito a partire da maggio e a giugno si era sostanzialmente risolto. Lì si è fermata l'analisi dicendo che verrà redatto un libro bianco con tutta una serie di accertamenti e di dati che sono ancora in corso, per cui non è possibile sapere esattamente a quanto ammonta il deficit della sanità del Veneto. Ma l'altra questione, per come è stata posta, è davvero una questione inquietante. Lì si è detto che in relazione alle modalità con le quali procedere dovremmo determinare, lui dice, in modo preordinato quali potranno essere i famosi costi standard. Costi standard è un refrain per la Lega, non costo storico ma costo standard per ogni prestazione, con un piccolo particolare, che se si inizia dicendo questi sono i valori in campo, questi sono i costi in campo, noi lì dobbiamo arrivare, per cui definiamo un costo standard in relazione ai soldi che eventualmente avremo disponibili, passiamo da una sanità, da un servizio sociosanitario, peraltro pienamente integrato, che ha visto crescere e rendere sempre più chiaro l'obiettivo della qualità nei servizi socioassistenziali, ad una sanità che invece potrà pagare fino a, e tutto il resto resterà a nostra scelta, a carico dei cittadini, piuttosto che essere semplicemente un servizio più limitato, più ridotto, meno professionale. Ma insomma, la questione è davvero molto grave, perché non porci come obiettivo i livelli di qualità europei nei servizi socioassistenziali, ma porci il parametro del costo, ci pare una grande scivolata verso il basso, un ridimensionamento automatico di tutte le realtà che siamo fino ad oggi riusciti a configurare, e quindi per noi non si profila come veneti un futuro positivo.